Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, siamo tornati, scusate ma sto cominciando i lavori per la casetta, quindi tutti i giorni praticamente esco di casa alle 7 e torno alle 9 di sera, quindi è normale, un po' così, però stiamo lavorando per voi e per noi e per tutti. Siamo terzi in griglia, dopo la vittoria in Olanda veramente siamo in un gran momento, non alzo il livello di difficoltà perché lo sapete, si aspetta la Ducati, tanto la Ducati non ufficiale, perché tanto insomma il mondiale non lo vinciamo, poi sapete che i vaneggi comediani sono dietro l'angolo. Però insomma sono contento che ci stiamo un po' riprendendo. Ricordo sempre la difficoltà è 95, quindi sicuramente non la difficoltà da pro. Ma noi ci dobbiamo divertire, dobbiamo cazzeggiare, questo insomma è la sintesi comendiana. Io direi di partire e andare. Gran premio della Finlandia. Ok raga. I piloti hanno completato il giro di warm-up. Obiettivo seconda vittoria di fila. No, l'altro anno ho fatto un quinto al posto. Vediamo. Vardio. Non è asse, questa è una gara nuova. Può andare bene o può andare male, la qualifica è stata positiva, ma potrei ciccare la gara. Bruttissimo qua. Bagnaia è fuori. Corri Forest, corri. Ok, scusate ragazzi, però da un po' che non gioco. Dopo gli impegni ci sono. Tanti, attenzione Marquez! Marquez è fuori! Marchetto è fuori! Che bello, questa è la cosa veramente più bella di questo MotoGP, che finalmente ci sono le possibilità di vedere incidenti. Marchetto è fuori ragazzi, Marchetto è fuori. Adesso possiamo recuperare, sappiamo che la partenza tante volte la sbagliamo. Occhio come occhio, lo butto un po' all'esterno. Molto bene, qualcuno chiude da gran giocatore, da gran pilota, da gran uomo. Ok, siamo in rimonta. Dobbiamo guidare bene e soprattutto evitare i danni. Questa è una gara troppo insidiosa. Finisce il primo giro, ne restano solamente 6. 6 laps remaining, in non inglese ormai che ha fatto su. Eccolo là, e subito danni leggeri. Quello che non dovevo fare l'ho fatto all'inizio del secondo giro. Taglio, ma se... No, mi sono nervosito. Ecco. Ancora danni leggeri e la gara è buttata, che bello. La penalità è incredibile, cioè sono andato all'esterno, ho perso tantissimo, ma invece lui mi dà la penalità. Ho 2 danni leggeri, la moto non la sento già più come prima ovviamente. Sarà quasi impossibile far meglio dell'8º posto, proviamoci. Appena tiro un po' di più la moto parte, quindi qua i danni sono molto molto severi purtroppo, però anche bello. Insomma Marquez è volato e io no. Quando Marquez vola noi godiamo. E adesso la moto non mi risponde più come prima e non riesco a prendere. Devo frenare prima se voglio rimanere in pista. Questo fanno i danni leggeri. Puoi finire la gara, però devi frenare prima, se non c'è. Però il cume è brutto. Cosa fa? No vabbè, cosa fa? Mi frena davanti, ma zio Kent. Ma zio Clark Kent. Zio Clark Kent. Ah, vabbè. E lui mi arriva addosso. Sì, gara chiaramente iper compromessa. Oh, Marquez è ancora vivo, 8º. Zio Kent. Se la moto non c'è più.
ma ho problemi rettilineo e in curva, che bello. Quello che serve per fare la gara perfetta. Devo prendere qualche punticino irridato. Capite perché ancora non è la... peggio dell'anno scorso sto facendo. Capite perché ancora non è il momento di alzare, perché incappo in queste giornate così. E non c'è niente da fare. Con una moto senza danni potrei lottare per il quinto posto sicuro. Dopo davanti non vedo bagarre, il bagarotto davanti, ho bisogno del bagarotto. È un caldo, raga, asfissiante. Puntava a fare una grande stagione per andare in Ducati ufficiale e vincere, sarà difficile vincere con la Ducati satellite, ma noi ci proviamo. Ok, altro giro completato con una moto veramente ai limiti dell'impossibile. Non ancora l'errore, mi salvo. Morbidelli non la prende benissimo, infatti recupero tanto e che non posso usare. Faccio veramente fatica adesso. I rettilineo sono tanto più lento purtroppo. C'è anche una penalità che ancora francamente non capisco. Non la tengo più. Perdo un'altra posizione, ahimè. Purtroppo quando fai da già il secondo danno leggero, la moto non è più come prima, purtroppo. Faccio un buon sorpasso, vado tanto in esterno, ma ce la faccio a tenerla, sì no. Me la riprendo, cerco di fare qualche scambio carino almeno per il pubblico. Non ci vuole. Non la tengo più, raga. Mi sono preso anche 6 decimi. Ah, Marchetto Marquez è nono. Siamo 11. Non la tengo più, non la tengo più. Dai, però è ridicolo, cioè. Ho fatto veramente dei colpi alla carena e basta, per carità. Non la tengo. Ho beccato sto cercando di fare il possibile, ma la moto è veramente andata. Basta, veramente non si tiene più. Non si tiene più, zio, ok. Niente, non riesco a proporre neanche più le misure. Vada. E finisce qua. Via, diciamo. E arriva il ritiro dopo la vittoria in Olanda. Siamo troppo discontinui purtroppo. I risultati finali della classe. Vabbè. Allora, sviluppiamo un po'. Ok. Ok, qua è a posto. Qua non posso, sì, posso fare questo. E niente raga, è andata così, vediamo la classifica, ci vede al quinto posto, però un ritiro pesante, tanti errori, vabbè. Adesso abbiamo Brno, gara assolutamente favorevole e l'Austria. Qua possiamo fare due bei risultati. Purtroppo innumerevoli incidenti
Cioè tanti piccoli incidenti ci hanno purtroppo compromesso la gara, dopo la moto non la tenevo più, andavo a destra e manca, non riuscivo a fare niente. Così insomma, vabbè, allora facciamoci. Qualifiche con la pioggia, bene. Qualifying session. Na na na. Buongiorno dal circuito di Brno, dove comincia oggi il lungo cammino di... Va bene. Allora facciamo test di sviluppo. C'è movimento nel box. Almeno così facciamo qualcosa insieme a voi, però rabbia, non ho ancora proprio la capacità, i 3 giri ci vogliono, che purtroppo non esiste più. Se sapete voi qualcosa, ma io veramente alla fine della prima stagione ho provato a cambiare, ma non mi dava la possibilità di cambiare, per carità ci sta, 3 giri sono tanto irreale, però di solito in prove libere faccio sempre, come si dice, risultati incredibili, sono primo con 72 anni di vantaggio, ma solo perché gli altri praticamente vanno a 10 all'ora. Poi l'obiettivo è familiarizzare un po' col circuito, però il discorso è che dopo una vittoria fare un ritiro è abbastanza fastidioso. Qua andiamo tranquilli, qua chiaramente ragazzi uso i flash perché queste cose le faccio solamente per avere la possibilità di sviluppare la moto, quindi qua avrò sempre i flash sia in FP1, FP2, insomma su tutte le prove libere praticamente. In qualifica no, invece in qualifica faccio un giro secco negli ultimi 2 minuti e vediamo come va. Se no non serve reale, diciamo che le qualifiche sono di solito sempre un po' più semplici, però ho buttato via veramente una gara dove potevo fare un buon risultato, terzo posto, mi ritrovo già nono. Stavolta non è andata qui in Austria, cioè in Austria, sì, ciao, in Finlandia. Facciamo questi giretti tanto per insomma riempire un po' il video, perché onestamente è finito presto, se no spoilerò troppo. Non riesco a fare 2 gare consecutive, adesso però 2 gare favorevoli, questa poi Brno è larghissima come pista, quindi mi vedo molto bene nelle piste larghe, però insomma un ritiro che potevo tranquillamente evitarlo. Il primo giro fatto alla grandissima, diciamo che questo test non è mai difficile. Il problema è che comunque in gara dominano, in gara proprio, cioè già nelle prove ufficiali guadagnano 3-4 secondi, no 3-4 no, proprio 2 secondi secchi rispetto alle prove libere, e dopo in gara comunque è tutta un'altra storia. Quello che sarebbe stato un po' il problema di MotoGP, diciamo, però quest'anno almeno ci sono gli incidenti, le robe, è molto meglio, infatti lo sto giocando molto di più, il problema è che il tempo è sempre poco. Vediamo con la casa nuova di fare diciamo i progetti che ho in mente, e dare una saltata al canale, soprattutto cambiando anche un po' genere. Poi c'era la Flight Simulator ovviamente, che diventerà il gioco droghe. Però mi piacerebbe far vedere un po' anche un'altra parte, diciamo, dopo lo però facciamo che lo spieghiamo tutto in un video, spieghiamo tutto in un video. Questi 2 giri di prova libera. Ma mi è presa malissimo. Ho fatto un secondo giro veramente orrendo, almeno di
No, 58. Ok ragazzi. Buono raga, prime prove libere andate. E niente, ci becchiamo per la gara ovviamente nel prossimo video e cerchiamo di recuperare dopo la grande Olanda, ma la pessima Finlandia. Raga, saluto da Kumendo, ve ne siamo. Ciao!